La chiesa oggi celebra Santa Adelaide. Il nome Adelaide ha origine tedesca e significa di nobile aspetto. Oggi, 16 dicembre, è la giornata nazionale dello spazio. La ricorrenza è stata istituita dal governo italiano nel 2021 e mira a sensibilizzare i benefici della scienza e della tecnologia in ambito spaziale. Il nostro paese è stato tra i primi a mettere in orbita un satellite artificiale interamente realizzato a livello nazionale, dando inizio alla storia di successo dell'Italia nel settore spaziale. Tra i vari scienziati a collaborare alla realizzazione del veicolo spaziale inviato nel 1964 ricordiamo il fisico Edoardo Amaldi. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la Carta dei diritti, approvata il 16 dicembre del 1689. Ispirato al pensiero del filosofo John Locke, padre del liberalismo, il documento nacque per definire i limiti dei poteri della corona. Ma sapete cos'è la superluna? Si tratta di un effetto di aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dalla Terra. Questo è possibile quando la Luna si avvicina alla Terra, apparendo fino al 15% più luminosa e al 30% più grande rispetto alle lune piene normali. Questo accade perché la sua orbita attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse. Di conseguenza, la Luna a volte si trova più vicina alla Terra, quindi in perigeo, e altre volte più lontana, quindi in apogeo. Buongiorno ai 12, proprio nel giorno a lui dedicato, Marte varca le soglie del segno del Capricorno. Cosa significa il pianeta della guerra nel segno della strategia? Scopriamolo insieme. Ariete. Per quanto tecnicamente sia una quadratura, Marte in Capricorno si esalta, quindi al massimo delle sue energie. Marte è il vostro pianeta, per cui oggi stabilirete che c'è una strategia da giocare e che vi porterà a un trionfo lavorativo che tanto avete desiderato. Toro, bellissimo trigono di Marte, finalmente un'energia calda, passionale, attiva, si procede e soprattutto si gode delle gioie dell'amore. Gemelli, Marte ha finalmente finito la sua dispettosa e urticante opposizione, per cui torna un cielo molto più sereno per i Gemelli. Certo, ancora ci sono Venere, Mercurio e Sole in opposizione che vi stancano non poco, ma almeno i piccoli incidenti di Marte vi sono risparmiati. Cancro, inizia l'opposizione di Marte, quindi cari Cancro, inizia un periodo un pochino bellicoso nel vostro cielo, dovete essere un pochino più pazienti e cercare di non essere così suscettibili come al solito. Leone, finito l'appoggio di Marte, quindi questo stupendo trigono per voi si legge in una maniera un pochino più defaticante. Ecco, adesso con Marte che non agisce più sui vostri gradi zodiacali vi sentite più liberi di esprimervi e di fare le cose con molta più calma, ma non amando certo meno. Vergine, ecco un bellissimo aiuto zodiacale per voi della Vergine. Marte è proprio quello che serviva per viscerare la passionalità che portate segretamente dentro di voi e per dare un'accelerata a tutto ciò che vi serviva accelerare. Periodo molto attivo e molto foriero di tante cose belle e interessanti. Bilancia, inizia una quadratura di Marte non semplice da gestire, proprio perché Marte quadrando al vostro cielo crea tutta una serie di tensioni che andranno un po' ridiscusse. Probabilmente la parola di qualcuno viene meno. Scorpione, per voi la Luna continua a essere ancora infastidita in quadratura, ma arriva Marte, che è un pianeta che vi riguarda da vicino, in esaltazione, quindi la comunicazione si farà intensa, passionale, seduttiva e soprattutto sbaglierete tutti con un piglio deciso e determinato. Sagittario, buone notizie per voi, per quanto Marte vi abbia dato forza ed energia.
Transita in Capricorno lasciandovi più liberi e più leggeri, meno bellicosi e meno nervosi, quindi da adesso è tutto un po' più semplice. Capricorno, per voi Marte entra nel vostro cielo e finalmente vi esaltate, siete i protagonisti della giornata. Questo è un passaggio planetario importantissimo, anche perché più in là verrà accompagnato anche da Sole e Venere. Inizia per voi un dicembre meraviglioso e pieno di energia passionale intensa. Acquario, Marte si nasconde un po', quindi azzererete un po' le tensioni, vi sentirete più morbidi, rilassati, leggeri e, a Dio piacendo, anche innamorati. Pesci, nella vostra realtà zodiacale Marte ha finalmente terminato la quadratura e ben venga, perché ancora ci sono Mercurio, Venere e Sole da affrontare, ma uno di meno, e quindi tutto sembrerà più semplice, meno doloroso e meno urtante per la vostra profonda sensibilità. L'interesse per il calcio spinge alcuni inglesi e italiani riuniti il 16 dicembre del 1899 a Milano in una fiaschetteria a fondare il Milan Football and Cricket Club, che nel 1945 diventerà Associazione Calcio Milan. Già nel 1901 arriva il primo scudetto. Fine serata, siamo con il nostro gruppo di amici. All'improvviso qualcuno si alza dal tavolo e dice: beviamo il bicchiere della staffa e andiamo a casa. Ma chissà perché si utilizza proprio questo modo di dire per indicare l'ultima ordinazione da fare in un locale prima di lasciarlo. Questo modo di dire viene dall'Ottocento, quando i signori usavano bere l'ultimo bicchiere quando già avevano un piede nella staffa del cavallo, pronti per salire in sella e tornare a casa. Il matto del giorno è Philip Dick, uno dei più innovativi e visionari scrittori di fantascienza. Interessato ai processi di manipolazione da parte del potere, nei suoi libri ha descritto mondi distopici. Assuntore di anfetamine, ebbe una vita turbolenta con 5 matrimoni tutti falliti. Morì di infarto poco prima dell'uscita di Blade Runner, film tratto dal suo romanzo più famoso, Il cacciatore di androidi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il saggio preferisce essere lento a parlare, ma pronto ad agire. E d'altronde oggi è lunedì, quindi si potrebbe pure iniziare un po' a rilento, ma l'importante è essere pronti ad affrontare questa nuova settimana che è alle porte. Noi ci vediamo domani sempre qui. Buona giornata dalla vostra Martina.